Sì, buonasera intanto. Allora, questo progetto, questa mostra è la fase ultima di un qualcosa iniziato con l'amministrazione precedente già nel 2021. I giovani ambasciatori dell'UNESCO sono stati pensati come i giovani che effettivamente possono rappresentare quello che è il nostro territorio. Credo che questa mostra, questo finale di lavoro sia la situazione ideale per comprendere effettivamente come loro valutano il nostro territorio, con occhi diversi, con occhi sicuramente che tendono più a valutare la bellezza rispetto a altre cose che magari l'adulto valuta all'interno del proprio comune, ad esempio. Questo ci dimostra che se tutta la zona UNESCO riesce a collaborare insieme, sicuramente anche attraverso questi occhi giovani riusciremo veramente a creare sinergia perché la nostra zona sia effettivamente sempre più valorizzata e apprezzata anche dall'esterno. Per quanto riguarda i progetti futuri, sicuramente valuteremo la continuazione di questo tipo di opere, di mostre, di progetti appunto con i giovani, perché crediamo che attraverso loro riusciremo effettivamente a dare la svolta al nostro territorio, il modo di vedere, di vivere e di gestire anche il nostro territorio.